L'unico problema è sempre per il personale, giustamente ha gli orari. Un quarto d'ora ce l'abbiamo. Se ci sono domande, basta alzare la mano. Se no... Dico una cosa, che in genere quando si fa questo genere di presentazioni che come dire, molto conseguenziali bloccano le domande, perché ecco, non abbiate paura anche se escono da quello che è il tema strettamente del libro, c'è assolutamente. Volevo chiederlo al relatore in un'altra sede, ma adesso Valentina mi ha così provocato. Sì, noi la conosciamo, la signora di Esta, l'abbiamo già fatto come gruppo archeologico delle gite del passato, ma in qualche anno che non ci torniamo. Potrebbe essere un'occasione per ritornarci, vederla sotto aspetti diversi da quelli che abbiamo visto finora, magari sotto la sua guida saremo dei felici soci del gruppo archeologico. Molto volentieri se mi fanno entrare, perché siamo in troppi. No, ma qui non sono tutti soci, magari i soci, no, di solito i nostri gruppi. No, ne approfitto per 30 persone, non so. Ne approfitto per dire una cosa, per fare veramente un bel tour su quello che è le culture che oggi abbiamo in qualche modo toccato. Consiglio veramente di vedere Este, il Museo di Bologna, il Museo di Verrucchio. Se vi capita andate, oltretutto a Bologna c'è anche una splendida collezione egizia. Ecco, noi abbiamo fatto già questi itinerari, quindi sì, abbiamo visto quello del museo, il museo egizio magari qualche anno che non andiamo, ma gli altri li abbiamo visti nel corso dei nostri anni chiaramente, ma poi a rivedere le cose credo che valga sempre la pena perché si vedono con occhi diversi e soprattutto se poi abbiamo la possibilità di avere lei come guida siamo ben contenti. C'era qualcuno che va... Come fa a adattare la Situra ai 620? Allora, diciamo, siamo nani nelle spalle dei giganti, nel senso che gli studi cronologici hanno circa 150 anni, ogni studioso studia il suo piccolo, poi incrociando insieme e incrociando dati diversi si arriva a delle definizioni molto strette. Considerate che oggi abbiamo delle forme di datazione molto precise, sia il carbonio 14 che non è precisissimo per questo periodo dove un po' fluttua un po' troppo, sia soprattutto la dendrocronologia, cioè lo studio degli anelli degli alberi. Allora succede ad esempio che c'è in Orenburg una città, un pezzo, un deserto di città bruciata o di tomba bruciata in Germania, lì abbiamo una data dendrocronologica sicura, ci si appoggia ai materiali da lì, si incrociano i dati e si arriva, ripeto, a delle definizioni molto precise. E tanto più che l'introduzione di queste nuove tecnologie non ha creato grosse diciamo, sconvolgimenti a quelle che erano le griglie cronologiche già proposte dagli studiosi, ognuno diciamo per il suo ambito. Semmai sì, qualche fluttuazione, qualche data, adesso ce ne sono, qualche anno fa è stata pubblicata una serie di date nuove in Slovenia che ci costringe un po' a rivedere le nostre griglie, ma si sa, già come abbiamo visto poi nella prima diapo, diciamo che le griglie, la datazione relativa è molto consolidata. Ma cosa c'era dentro? Esattamente, allora non l'avevo detto perché sennò veramente non era bagno, una romanza ovviamente centratissima. Il vaso era usato come vaso ossuario, cioè c'erano le ceneri di un morto, o meglio, di un infante dagli 0 ai 3 anni. Forse una bambina, io non sarei così sicuro, ma diciamo chi ha studiato meglio nella tomba parla di una bambina. La situla era utilizzata, era già stata usata e restaurata 12 volte, quindi era stata usata a lungo in vita e poi data come usuario evidentemente, forse anche per ricordare al bambino morto di
vedete in alto a destra la stratigrafia delle tombe, e già la profondità dà una situazione relativa. Chiaramente le tombe più alte sono quelle più recenti perché c'è sedimentazione, il fiume esondava, e via dicendo, quelle più profonde sono più antiche. Ecco, io avrei una domanda di questo tipo. Lei dice che all'inizio le raffigurazioni erano geometriche e poi compaiono le figure. Questo per quanto riguarda il disegno. E le statue, cioè infatti, perché io vedo le datazioni molto antecedenti, cioè corrispondono, vengono le prime statuine in pietra. Certo. No, ma infatti, esatto, allora, anche le pitture paleolitiche sono straordinarie, parliamo di 30.000, 25, 18.000, 15.000 anni fa. Sì, assolutamente. Forse non mi ero spiegato in maniera sufficientemente piana, ma l'età del bronzo è un'età che interrompe la produzione di oggetti, opere d'arte di tipo naturalistico, descrittivo. È quello che è strano, che è molto strano. C'è questo culto del sole che cancella e annulla tutto quanto, cancella qualunque, è un periodo iconoclasta sostanzialmente, che interrompe una tradizione che è ultramillenaria. Cioè, se pensiamo alle datazioni appunto delle grotte, stiamo parlando dell'alba dell'Homo sapiens, già all'alba l'Homo sapiens faceva delle opere straordinarie. Quando non vediamo produzione artistica di alto livello, dobbiamo chiederci perché c'è un motivo sociale, un motivo politico, un altro motivo, assolutamente. Sì. Qui abbiamo visto vari esempi di scritture, non solo quella di Benvenuti. Però volevo chiedere dal punto di vista artistico, hanno tutte lo stesso stile perché si vede anche che si somigliano, ma però delle mani diverse perché il disegno è leggermente diverso, il disegno, ma c'era una, però provenivano da Bologna, dal Veneto, anche dall'Istria e dalla Slovenia, ma c'era una scuola. Allora, molto probabilmente in Veneto c'era una scuola, o più di una. Este è un punto fondamentale, Este è un po' il centro. E sicuramente poi nei santuari dove, come abbiamo visto a Vicenza, per centinaia d'anni si protrae la produzione, abbiamo una scuola, evidentemente. Per quanto riguarda i periodi più antichi possiamo pensare quasi certamente a artigiani itineranti che andavano alle corti ben pagati con il loro armamentario, il cuoio, magari mostravano i vari soggetti e dicevano al principe cosa vuoi, cosa non vuoi. Pensiamo a qualcosa di molto simile, mutatis mutandis, ma qualcosa di molto simile alle corti medievali e rinascimentali. Molto simile, sia nella committenza sia nell'artigiano. C'è un elmo stupendo che è veramente che esprime esattamente quello che dice lei, perché c'è, eccolo qua, si intravede l'elmo che vedete qui a destra, è nel Piceno vicino ad Ancona, quindi ai margini di quello che è l'area dell'arte delle siture, e ha una decorazione che è quasi identica a quella della situra Benvenuti, però non è lo stesso artigiano, quindi ci sono delle storie. Se non ci sono altre domande, vi ricordo che appunto l'archeologo ha pubblicato questo libro dove riassume, perché ho dato un'occhiata, insomma si ritrovano molte naturalmente delle cose che ci ha raccontato. Il costo è 19 euro e invece in questa sede lo potete avere con un piccolo sconto a 17 euro. Chi fosse interessato, noi siamo qua per questo. Per i soci, anche non so